Ciao, mi trovo a Cagliari al quartiere Castello e sto per andare a visitare il museo Contus de Arregiolas che sta proprio qua in via La Marmora 67. Andiamo? Mi trovo con la presidente del museo, Mercedes Mariotti. Buongiorno Mercedes. Buongiorno a voi. Innanzitutto, com'è nata la passione per le mattonelle, per le riggiole? Allora, intanto perché io ho sempre trafficato, ho sempre apprezzato e lavorato alla ceramica Ah, e poi quando ho cominciato a restaurare questo locale, era il 1992, ho cominciato a trovarne intatte o frammenti utilizzate. Questo è un palazzo del 1650. Questo palazzo non ha fondamenta ma appoggia direttamente sulla roccia, però per sollevare il livello di calpestio e per togliere umidità a un ambiente, come sappiamo gli ambienti al di sotto del livello stradale continuano ad essere hanno umidità di umidi. risalita. Allora c'era un vespaio qui, che è quella sorta di spessore di terra, almeno 50 centimetri, in mezzo alla terra mattonelle, tegole, mattoni, mattonelle intatte, frammenti di mattonelle, oggetti rotti che si rompevano nelle case e che venivano utilizzati per questo scopo. E questo ha suscitato in me un grandissimo interesse e ho cominciato a collezionarle, cioè non soltanto quelle trovate qui, ma anche quelle che occasionalmente purtroppo si trovavano in castello o che quando restauravano gli appartamenti continuavano a buttare nei camion per portarli in discarica. Interessante. E quando ha deciso effettivamente, cioè quando è nato poi l'idea di creare un museo sulle mattonelle? Io ho comprato questo locale, diciamo per puro caso, perché io giocavo a far ceramica a casa, ma giocare in una stanza di un normale appartamento di città con la ceramica vuol dire imbrattare tutto. Suonavano al campanello, dovevo andare ad aprire, suonava il telefono, uscivo, erano tempi abbastanza remoti, non c'erano ancora tutte le comodità di adesso. E per cui dicevo tra me e me, il giorno che dovessi trovare uno spazio, chissà, forse potrei pensare a realizzare, a continuare a giocare, a far ceramica in un ambiente più adatto. E un giorno un'amica mi chiede: mi accompagni? C'è un locale in vendita in Castello. Ecco, e in che anno ha visto la luce poi il museo? Il museo nel 2014, Ah, quando io ho esposto e ho aperto quando avevo soltanto questa parete che era la mia collezione personale. ok. E queste sono soltanto di Castello. Allora, ce ne sono tante. Quante sono? Erano 126 quelle catalogate con la sovrintendenza, quelle di Castello, adesso sono circa 900. Caspita. Da dove provengono tutte queste Allora, mattonelle? queste ripeto di Castello. Ok. Queste invece da tutta la città di Cagliari, perché queste sono le mattonelle che le persone spontaneamente, dopo che scoprono un posto dove vengono coccolate, raccontate, studiate, Valorizzate. me le portano con immensa gioia, perché tenerle in un garage, in uno scantinato, nessuno chiederà mai Certo. perché ce le hai e perché sono così. Non si vede neanche più il colore, mi dicono alcuni, per cui qui ci sono infatti i nomi delle persone che le hanno portate e del Bellissime. posto e della loro provenienza. Da Carlo Questa Forte, viene da vedo. Carlo Forte, sì, Forte. Centro storico e queste va bene. Ok. Palermo addirittura. Poi altri posti fuori Cagliari? Fuori Cagliari, sì, ci sono, mi metto gli occhiali. Carbonia. Carbonia. Questo vabbè, Castello, Sant'Antioco. Castello Sant'Antioco. E di varie località. Incredibile. Di Calasetta, questa per esempio. Bene. Sì, vedo che ce ne sono tantissime. Sì, Sono ce ne- bellissime, ci sono dei colori. Sono incredibilmente belle. Pensare che hanno resistito nell'umido di qualche cisterna È vero, per è secoli. vero. Io la ringrazio per questa chiacchierata. Devo dire che ogni mattonella qua racconta una storia.
Quindi invito tutti a venire qui da Mercedes. Mercedes, quando apre il museo? Qual è il suo orario? Sono sabato e domenica, sabato dalle 10:30 e domenica pure dalle 10:30 fino alle 13, però io ho sempre il mio numero di telefono a disposizione. Ah, bene. Chiunque per qualunque giornata, qualunque orario può chiamarmi e viene qua. Quindi siete, ecco, organizzata anche per visite guidate, quindi anche scuole, ok, e turisti. Ci racconti un po' la storia invece di questo palazzo? Il palazzo, adesso vi racconto una delle storie più recenti, ne ha un'infinità di storie, però è che è stata la dimora di Donna Francesca Sanna Sulis, Ah. la regina della setta, quella persona che aveva inventato una produzione di setta, aveva le fabbriche a Quartuccio, una donna che si spostava quotidianamente da questo locale o da questa sua casa alla fabbrica di Quartuccio. Aveva avuto anche 700 allieve Caspita. che reclutava dalle varie parti della Sardegna con l'aiuto dei sindaci, non si chiamavano sindaci ma chiedeva alle persone più informate, più illustri di ogni paese chi potevano coinvolgere in questa produzione. Aveva creato a Quartuccio una sorta di alloggio per tutte queste persone, se avevano dei figli dava l'asilo anche ai bambini. Quindi era anche una benefattrice, insomma. Una benefattrice, una persona modernissima, di cui ha scritto Lucio Spiga, che era un giornalista dell'Unione Sarda, che aveva avuto l'incarico di scrivere degli articoli, e lui non conosceva assolutamente questa persona, ha impiegato più di 40 anni della sua vita per scrivere un libro meraviglioso, con tutta questa storia. Il libro purtroppo è introvabile, però io adesso con un piccolo contributo del Comune di Cagliari ho potuto realizzare un leggio elettronico con tutte le pagine più importanti, non solo dei libri su Castello ma anche dei libri sulle mattonelle o di tutto quello che di Castello parla, che sarà sfogliabile qui. Sono stati scannerizzati i libri e saranno consultabili qua. Davvero? E da quando? Prestissimo, Ah, prestissimo. perfetto, bene, non vediamo l'ora. Grazie Mercedes ancora, grazie di tutto. Grazie a voi. Buon proseguimento.